2017 al 2018, un nuovo anno di sfide e cambiamenti. Alle 21:15 di domani il presidente Luca Zaia pronuncerà il suo discorso al popolo veneto. Appuntamento a reti unificate sulle emittenti del gruppo Media Nord-Est, Antenna 3, Rete Veneta e Tele Nord-Est. Dal 1 gennaio 2018 in arrivo aumenti per le tariffe di luce, gas e per i pedaggi autostradali. Una famiglia media vedrà un aggravio di oltre 500 euro. Una vergogna, sempre noi a pagare, dicono arrabbiati cittadini. Veglione di Capodanno a numero chiuso in molti centri storici veneti, da Treviso a Venezia, metal detector e varchi, ma non per tutti. Non pensiamo a numero chiuso, Cortina è per tutti, dice il sindaco Ghedina. Due storie diverse di maltrattamenti tra le mura domestiche dal veneziano, due donne vittime di violenze fisiche e verbali da parte dei propri compagni, un senegalese e un albanese arrestati. Basta litigare, è il messaggio del Vescovo per questo 2017 che si conclude. Il tema è quello dei FAS, con il braccio di ferro tra regione e governo, purtroppo sulla pelle delle persone contaminate. Dalla Procura di Treviso la richiesta di stato di insolvenza per Veneto Banca, se venisse accettata dal Tribunale Civile si aprirebbero nuovi scenari per i risarcimenti dei risparmiatori. Grande guerra, volantini per fare informazione tra le truppe schierate che venivano lanciati negli opposti schieramenti, quelli che si potrebbero definire le fake news della Grande Guerra. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano dunque la stangata che interesserà le famiglie italiane a partire dal 1 gennaio 2018, aumenti per le tariffe di luce, gas e per i pedaggi autostradali. Una batosta per le famiglie italiane proprio all'inizio del nuovo anno, quando dovrebbe regnare la positività per i 12 mesi che stanno iniziando. Ottimismo smorzato però dagli aumenti delle tariffe di luce, gas e autostrade. Si stima che ogni nucleo familiare nel 2018 dovrà fare i conti con un aggravio di 590 euro. Nel dettaglio, per l'energia elettrica ci sarà un aumento del 5,3%, per il gas del 5%. Una famiglia tipo per la luce sborserà 535 euro, 1044 quelli che invece dovrà tirar fuori dal portafoglio per le bollette del gas. Attenzione dunque ai consumi, ma anche per chi viaggerà non mancheranno le amare sorprese. Annunciati aumenti anche per le tariffe autostradali che variano a seconda delle tratte. Per la Venezia-Belluno l'incremento è stato calcolato in 1,51%, pari a circa 20 centesimi. Uguale l'incremento per la Brescia-Padova, calcolato in un più 2,08%. 30 centesimi invece dovrebbe essere l'aumento per la tratta Venezia-Mestre-Trieste, pari all'1,88%. Questo per far fronte agli investimenti messi in campo per la realizzazione della terza corsia. E manco a dirlo, non l'hanno certo presa bene i cittadini, stufi di questi aumenti che dicono ingiustificati e che puntualmente si ripresentano all'inizio di ogni nuovo anno. E prima di mettersela via, come al solito, è il momento degli immancabili appelli all'insurrezione popolare. Dal 1 gennaio ho il piacere di annunciarle che pagherà il 5% di più di luce, il 5% di più di gas, eccetera, eccetera. Io che ho detto al televisione, ma si disgraziati che avevamo un governo disgraziato proprio. E mi posso dirlo anche che ci sono della sua parte, che non si va a chiappare sempre i cosi pensionati. Chi che cava via ai cosi, ai ministri che si va a approfittare abbastanza adesso. Guarda, neanche non mi parli perché mi sono venute le fumane vedendo così, che si vergognano. L'aumento, se succede che faccia dei attentati ai gasometri in Libia, qualcosa è dovuto sicuramente anche a questo fatto. Ci sono 40 centesimi di benzina e 1,20 euro di tasse. Hanno approfittato per far salire un po', però i conti io non li so fare francamente. Non mi faccio cambiare, non mi ne accorgo neanche quanti che ne fa. Diciamo quello che viene, dai, non mi dà resa, dai, no, guarda. Ogni contratto che vuoi cambiare sta sempre una abusava con tutti, guarda. Sono quelli che pago le pene. Farmacia sarebbe peggio, cosa devo dire? Siamo rassegnati ormai. Purtroppo è così. Si può fare qualcosa? Protestare? Per pagare quello che è giusto? Sarebbe, ma... cosa facciamo? Dobbiamo buttare una bomba in Montecitorio? Non so dove andranno a finire i Brigate Rosse. L'ho fatto 40 anni fa e adesso sono ancora vivo
per fare qualcosa di serio, perché qua non merita proprio niente sta classe dirigente. Bisogna che cambia sto governo, bisogna che cambia chi pensa anche ai poveretti, anche a quei che non hanno a casa e quei che non hanno schiai che può mangiare, perché mi segò, anche nel mio piccolo, segò che d'acqua a chi che non ha. Cortina non pensa al numero chiuso per i turisti. Cortina è per tutti. Certo, la montagna va rispettata e affrontata in modo organizzato, ma abbiamo le capacità per accogliere chiunque venga qui. Così ha parlato il sindaco di Cortina, Gianpietro Ghedina, a proposito del prossimo Capodanno e dei provvedimenti che tanti altri comuni stanno adottando, ovvero quello del numero chiuso. Il sindaco chiude dunque il dibattito sui favorevoli o contrari all'idea del numero chiuso dopo il caso del 27 dicembre scorso, quando decine di automobili di vacanzieri finite fuori strada perché senza catene o gomme invernali hanno bloccato l'accesso al centro. Nei giorni delle festività del Natale, ricorda Ghedina, Cortina ospita 40-50 mila vacanzieri e con una nevicata di 70 cm come quella della scorsa settimana è normale si formino code e rallentamenti, soprattutto se qualcuno non rispetta le regole e il buonsenso. Non è diverso, osserva sempre il primo cittadino, quando in pieno agosto si tenta di raggiungere le spiagge del litorale veneziano. Ma Cortina, conclude, capisco, fa più notizia. E a proposito appunto di Capodanno e di veglione di Capodanno, nei due maggiori centri della Marca trevigiana, ovvero il capoluogo Treviso e Conegliano, ci si prepara ad una festa mai così sorvegliata come quella di quest'anno per le misure antiterrorismo e antipanico, ma i sindaci invitano i cittadini a non avere paura a festeggiare. Barriere, accessi controllati, metal detector, da Treviso a Conegliano ci si prepara a vivere il Capodanno 2018 come se nulla fosse, ma il dispiegamento di forze dell'ordine e volontari, mezzi e strumenti di controllo non ha nulla a che vedere con la notte di San Silvestro di un anno fa. Feste nelle piazze blindate o poco ci manca, ma l'appello dei sindaci è di non far prevalere la paura e di partecipare con il consueto entusiasmo. Il lavoro fatto dal questore, il prefetto, l'assessore alla sicurezza, la nostra polizia municipale è assolutamente ottimo, quindi possiamo venire tutti con serenità e tranquillità qui in piazza per farci gli auguri e vivere la nostra bellissima città in attesa del 2018. Musica in 4 piazze del centro, a Treviso poi fuochi d'artificio dalla Torre Civica, a Conegliano concerto di fine anno al Teatro Accademia e grande festa per le strade, anche in questo caso super sorvegliata. È da giorni che stiamo lavorando su queste misure che rispettano quelle che sono le nuove normative, misure che sono assolutamente restrittive, che pongono qualche problema ma che in questo momento sono assolutamente necessarie, per cui invitiamo tutti a divertirsi a Capodanno, passare un bellissimo Capodanno a Conegliano e le misure di sicurezza magari possono creare qualche piccolo disagio ma magari ci fanno vivere più sereni. Tutti in piazza quindi anche i primi cittadini, per Manildo cena in famiglia. Poi qui tutti in piazza con entusiasmo per insieme a tutti i trevigiani gridare viva Treviso e benvenuto 2018. Un anno fa in piazza San Marco una folla oceanica aveva salutato il 2016, ora ci si attende altrettanto per salutare il 2017. 5, 4, 3, 2, 1. Poco più di 24 ore al Brindisi che darà il benvenuto al 2018. Allo scoccare della mezzanotte sono oltre 100.000 le persone attese in laguna per assistere allo spettacolo pirotecnico in bacino San Marco. Circa 10.000 spettatori è invece la previsione per lo spettacolo musicale organizzato dal comune in piazza Ferretto. Il tutto sotto la sorveglianza di un dispositivo di sicurezza senza precedenti che vedrà solo nel centro storico la presenza di oltre 200 uomini appartenenti alle diverse forze dell'ordine. Ma se in tanti festeggeranno tra la folla, molti di più sono quelli che la notte di San Silvestro rimarranno a casa, soprattutto tra la popolazione più anziana, chi circondato dai propri affetti e chi malinconicamente solo. Come passerete questo Capodanno? Ah, guardi, io non lo racconto perché diventate tutti invidiosi. Io sotto le coperte. Benissimo col televisore che mi aiuta a prendere sonno, perché così non ci penso più. Ormai ho 80 anni, cosa vuole? Grazie di così. Gli altri anni passavo con i miei figli. Quest'anno sono andate via, loro è meglio perché vado a letto, sto meglio così. Una serata ideale? Perfetta per noi, ci rilassiamo, i figli vanno per conto loro e noi ci riposiamo. Come passerà questo Capodanno? A casa. Con chi? Con la moglie, i figli e i nipoti. In famiglia? Sì, in famiglia, certo. Da sola? Come mai? Perché sono sola. Mio figlio è all'estero, la mia famiglia è in Sicilia. Fiorino che sei
uno è tornato stamattina dal Congo e la sua famiglia e ora non è un altro andare a fare. Io ho i nipoti, so bisnonna e ora i nonni va in letto. Vado a ballare, bene, spero bene. Ha anche un cavaliere? No, ho un'amica solo. Lo cerchiamo nella serata allora? Non cerco nessuno, guardi, sto bene così, tanti cavalieri non ci sono più. E a salutare la fine dell'anno celebrando l'inizio del nuovo ci sarà anche il governatore Luca Zaia e lo farà proprio dai nostri schermi con un discorso speciale al popolo veneto. Appuntamento domani alle 21:15 a reti unificate sulle emittenti del gruppo Media Nord-Est, ovvero Antenna 3, Rete Veneta e Telenord-Est. Un anno di sfide e cambiamenti. Nel 2017 i veneti hanno vissuto la rivoluzione della sanità e lo sblocco definitivo dei finanziamenti per l'avvio della pedemontana, ma il 2018 sarà l'anno dell'autonomia. Il primo atto è stato la valanga di sì al referendum del 22 ottobre, ora la macchina è partita e l'obiettivo è alla portata. A dirlo il presidente della regione Luca Zaia, che nella serata del 31 dicembre pronuncerà il suo discorso al popolo veneto. Temi, sfide, obiettivi di un anno chiamato a dare una svolta. L'appuntamento è per le 21:15 a reti unificate sulle emittenti del gruppo Media Nord-Est, Antenna 3, Rete Veneta, Telenord-Est. Siamo alla cronaca con il mistero di Cornuda e la morte di Sofia Mennick. Nuovi particolari emergono dall'autopsia, alcune tracce che sarebbero state rinvenute potrebbero far pensare ad una difesa che la donna avrebbe messo in atto, si sarebbe insomma difesa fino all'ultimo dal suo aggressore. Ci vorranno mesi per conoscere la verità sulla drammatica morte di Sofia Mennick, la 43enne ucraina trovata senza vita in fondo ad un burrone sul versante vicentino del Monte Grappa. Quel sorriso solare, quegli occhi azzurri, una bellezza che si è spenta in modo orribile. Perché e da chi? Ora tutti se lo chiedono. I primi esami dell'autopsia, qualche risposta ai tanti interrogativi che sin dall'inizio ruotano intorno a questa vicenda l'hanno data. Se sembra certo che la donna non sia stata uccisa da un'arma da fuoco o da taglio, si apre l'ipotesi che Sofia possa essere stata picchiata prima di venire gettata nel burrone. Violenza che potrebbe essere supportata dalle tracce che sarebbero state rinvenute sotto le unghie della 43enne, che se confermato si sarebbe opposta strenuamente al suo aggressore. Ipotesi al momento, come ipotetico rimane l'orribile spettro che Sofia possa essere stata ancora viva quando è caduta nel dirupo. La posizione fetale in cui è stata ritrovata ha fatto subito pensare a questo straziante scenario. Bisognerà però attendere gli ulteriori accertamenti che verranno eseguiti nelle prossime settimane, insieme alle radiografie e l'attacco che potranno confermare o meno se Sofia sia stata picchiata a sangue con calci o da un corpo contundente o se la causa della morte sia un'altra. E poi ci sono i computer prelevati dagli uomini del RIS durante le analisi nell'abitazione di Cornuda, le cui analisi potrebbero aprire nuovi scenari. Al momento gli inquirenti non si sbilanciano, perché se l'ipotesi dell'omicidio-suicidio appare come più plausibile, lo stesso capo della Procura di Treviso, Michele Dalla Costa, ha parlato di tutte le piste ancora aperte e della mancanza attualmente di elementi oggettivi che permettano di collegare tra loro i due eventi, ovvero la morte di Sofia e il suicidio del compagno Daniel Pascal Albanese, avvenuto 15 giorni dopo la scomparsa della donna. Due vicende, le ennesime vicende di violenza tra le mura domestiche che arrivano dal veneziano, arrestati un albanese e un senegalese. Le mura domestiche, luogo in cui rifugiarsi, dove dovrebbero regnare l'amore e l'armonia. Ancora una volta, però, testimoni di violenze di uomini nei confronti delle proprie compagne. Due storie di angherie, maltrattamenti fisici e verbali. La prima, quella di una giovane donna legata dall'inizio dell'anno ad un quarantenne albanese, con il quale conviveva in una casa in centro storico. Sin dall'inizio la loro relazione è stata caratterizzata dalla violenza, dagli insulti, dalle botte. Alla base la cieca gelosia di lui nei confronti della fidanzata. Lo scorso maggio era stato proprio il fatto che la ragazza si fosse intrattenuta a parlare con alcuni uomini a scatenare la rabbia dell'albanese, che dopo averla insultata l'aveva picchiata. Le lesioni provocate avevano richiesto un intervento chirurgico e una prognosi di 40 giorni. 3 mesi dopo, in un altro scatto di gelosia, il quarantenne aveva colpito la donna alla mandibola, fratturandogliela. In quell'occasione la giovane fu costretta a rimanere per 5 giorni ricoverata in ospedale.
Stanca di subire tutto questo, la giovane ha trovato il coraggio di denunciare il compagno, nei confronti del quale ieri gli agenti del commissariato San Marco hanno dato esecuzione alla misura di custodia cautelare in carcere disposta dalla Procura di Venezia. Un'altra storia, altri protagonisti, ma con uno stesso copione. Stavolta la vittima è una 40enne veneziana, da 9 anni, sposata con un 33enne di origini senegalesi. La donna nel 2012 aveva presentato una prima denuncia per le aggressioni fisiche subite dal consorte, denuncia poi ritirata dalla stessa 40enne che si era riappacificata con il compagno. Ma quegli episodi, seppur non in maniera continuativa, si erano ripetuti nel corso degli anni, al punto che al culmine di una lite l'operaio aveva impugnato un coltello da cucina con il quale aveva ferito la donna alla mano. La goccia che ha fatto traboccare il vaso e che ha spinto la veneziana a sporgere una seconda denuncia, lamentando non solo le angherie subite, ma anche il fatto che l'operaio non contribuisse alla vita familiare né economicamente né aiutando la moglie nella gestione della casa e del figlio. A quel punto sono partite le indagini dei carabinieri che, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Venezia Marta Paccagnella, hanno arrestato il senegalese. E un altro caso di violenza in cui la vittima è una donna, arriva dal Vicentino, perseguitata e pedinata dall'ex marito. Si era presentato 2 volte nel mese di dicembre nel negozio di un centro commerciale in cui la donna lavorava, minacciandola apertamente di morte davanti ai colleghi. Pesanti messaggi, minacce anche ai figli, pedinamenti. Addirittura un giorno l'uomo, un imprenditore edile di Vicenza di 52 anni, si è introdotto nel giardino di casa della donna e le ha frantumato una statua. Dalla prima denuncia fatta ai carabinieri lo scorso anno, che è balza all'imprenditore una prima misura di restrizione della libertà con l'arresto ai domiciliari, ma una volta revocata la misura cautelare l'uomo è tornato alla carica ancora più insistente di prima. La polizia ora sta passando al vaglio i filmati delle telecamere di sorveglianza dell'esercizio commerciale. L'accusa è di atti persecutori e maltrattamenti, nella speranza che la giustizia faccia il suo corso e l'incubo per questa donna possa finire. Ci spostiamo nel Padovano. Senza lavoro decide di fare la escort, ma viene ricattata da un cliente. Denunciato un impiegato 40enne che a settembre aveva sequestrato per un'intera notte un'altra donna. Gli echi della crisi e della mancanza di lavoro, per questo una giovane 29enne di Ebignasco ha deciso di diventare escort. Dopo vari incontri con un cliente per cui aveva posato senza veli, la donna si è trovata a fare i conti con un ricatto. Ho 400 euro, o racconto tutto ai tuoi genitori, la minaccia dell'uomo. Un 40enne impiegato di Piombino Dese, non nuovo, problemi con accompagnatrici, è arrestato a settembre per aver sequestrato e poi rapinato un'altra donna. Senza timori, la giovane ha deciso di rivolgersi ai carabinieri, che hanno denunciato il 40enne per tentata estorsione. E adesso ci fermiamo per pochi minuti di pubblicità, subito dopo tante altre notizie dal Veneto. Restate con noi, a tra poco. Di nuovo in diretta con le novità sul fronte delle banche venete, con l'ipotesi fallimento per Veneto Banca, una questione giuridica che però potrebbe aprire nuovi scenari per il risarcimento degli azionisti. Veneto Banca è o non è fallita? Un dubbio sul quale dovrà esprimersi il Tribunale, che potrebbe fare una grossa differenza per tutti gli attori di questa vicenda, che rimarrà nella storia trevigiana e non solo. Perché nel caso venisse di fatto dichiarato il fallimento, verrebbero coinvolti tutti gli amministratori fino al passaggio a Banca Intesa, ovvero da Consoli a Fondo Atlante compreso, che significa per gli azionisti ancor più garanzie di recupero degli investimenti. Un nodo tecnico sollevato a suo tempo da una 50ina di azionisti guidati dall'avvocato Luigi Fadalti, che hanno presentato un'istanza di insolvenza in relazione al mancato ristoro dei titoli sottoscritti. Insolvenza non vuol dire fallimento, sottolinea l'ex presidente del Tribunale Giovanni Schiavon, perché primo una banca non può fallire, secondo perché l'insolvenza era nei confronti degli azionisti e non dei fornitori o dipendenti, e gli azionisti, proprio per la tipologia di investimento e di legame giuridico con la società, possono vantare un credito relativo e non assoluto rispetto ai collaboratori diretti e indiretti. Valutazioni tecniche quanto fondamentali, considerando che nelle intenzioni degli avvocati dei 50 ricorrenti nel mirino ci sarebbero soprattutto le società di revisione di Veneto Banca, che per queste situazioni sono blindate da pesanti polizze di assicurazione. Come dire, alla fine i soldi per gli azionisti potrebbero arrivare dai Lloyds inglesi.
Basta litigare, è il messaggio del Vescovo di Vicenza per questo 2017 che si conclude. Il tema è quello dei FAS con il braccio di ferro tra Regione e Governo. Sentiamo. Se l'atteggiamento è tutti cerchiamo di perseguire il bene comune a partire dalla persona, forse le soluzioni si trovano. Se poi invece per diversità di opinioni, per diversità di appartenenze partitiche ci mettiamo in contrasto, allora questo è deleterio per tutti. 30 dicembre 2017 il governo ancora non ha dato una risposta ed è tutto fermo. I cicli di plasmaferesi che in poche settimane hanno eliminato il 40% dei FAS nel sangue delle persone trattate sono stati fermati. Lavorare insieme per cercare il bene comune. L'appello è quello di fermare il braccio di ferro e la richiesta, seppur indiretta, è quella di un nuovo super partes che aveva tra l'altro già a settembre portato il caso all'attenzione del Vaticano. Sei in un clima di litigio probabilmente e questo oggi è molto alto a livello anche nella prospettiva delle prossime elezioni. Una posizione, quella del governo, che sa di ripicca dopo il caso vaccini ma che di fatto sta danneggiando i cittadini. Speriamo che l'appello del Vescovo arrivi alle orecchie del ministro Lorenzin e faccia il miracolo. O trovare le soluzioni e non spetta certo a un vescovo, adesso io non mi rendo conto, però bisogna sempre che ci sia un'armonia per tutti coloro che sono responsabili. E siamo alla nostra rubrica dedicata alla Grande Guerra e agli oggetti della Grande Guerra. Questa sera vi mostriamo i volantini che venivano lanciati negli opposti schieramenti. Potremmo definirli le fake news del grande conflitto. Il nostro Natale, compagni italiani, ufficiali e soldati, mentre le orde tedesche hanno trascinato contro di noi, ad estremo nostro oltraggio, una rappresentanza di quei turchi che noi battemmo a Bengasi, a Tripoli, a Rodi, e a Feltri un colonnello turco e comandante militare della città, e a Udine soldati turchi e bosniaci musulmani bivacano nelle nostre chiese. È l'inizio di uno dei tanti dispacci che venivano letteralmente sparati sulle nostre trincee lungo il Piave, e questo in particolare è stato diffuso giusto un secolo fa, stampato il 21 dicembre del 1917. Fogli testimoni di come si faceva informazione e disinformazione tra i soldati, molto spesso al buio di tutto che non fosse l'orizzonte della propria trincea. Era la propaganda psicologica per buttare giù di morale, diciamo, il morale proprio delle nostre truppe e delle loro truppe austriache. Senta, ma lei dove ha trovato questo? Questo materiale è stato trovato sul Piave, diciamo, diversi anni fa. Qui vediamo ad esempio questa bomba da mortaio, che non è una bomba da mortaio ma è un lanciamessaggi perché c'è un tappo. Era pieno di volantini, questo qua è una lanciamessaggi, diciamo, inglese, lanciato nelle postazioni austriache, in questi volantini in cui si dice praticamente che le truppe austriache stanno perdendo e quindi è meglio che si arrendano. Ordigni che il Piave ha restituito quasi un secolo dopo a Macerata, praticamente integri, permettendoci di conoscere questo aspetto di una grande guerra anche psicologica che si combatteva in tutti i fronti. Gli altri qua sono sempre dei tubi lanciamessaggi, questi qua sono italiani, trovati uno vicino al Molino della Sega e l'altro nella zona, diciamo, di Roncadelle, sempre sul Greto del Piave. In uno di questi due ordini c'era anche una singolare copia di giornale cecoslovacco, che in realtà era stato stampato dagli inglesi, con quelle che potremmo definire le fake news della Grande Guerra. È tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buona serata. Ben ritrovati a un nuovo aggiornamento meteo. Poche novità rispetto ai giorni scorsi. L'ultimo giorno del 2017 trascorrerà all'insegna di un tempo asciutto e stabile sulle nostre regioni. Nel dettaglio, sul Veneto al mattino possibili foschie, nebbie e nubi basse sulle pianure meridionali della nostra regione, più sole invece altrove, più nubi col passare delle ore ma senza altre conseguenze. Le temperature massime saranno comprese tra 4 e 7 gradi, valori minimi tra -3 e 0 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia.
Anche qui più sole al mattino, poi via via aumentano le nubi un po' ovunque, con cielo spesso coperto, ma sempre senza fenomeni degni di nota. Qualche debole piovasco sarà possibile in nottata. Temperature massime tra 6 e 9 gradi, minime tra -2 e +2 gradi. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Prosegue il bel tempo, asciutto e stabile su tutti i settori, ampio soleggiamento sulla nostra regione, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Le temperature massime saranno comprese tra 8 e 9 gradi, minime tra -3 e +3 gradi. Il mare sarà quasi calmo sulle coste, poco mosso al largo, i venti deboli da nord-ovest. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci!